Indagini grandi eventi. Tremano i palazzi siciliani di Luputire. Alluvione in Russia. Almeno 171 le morti. Forcuna. Blocchi agli immarchi dei traghetti di e la Sicilia. Palermo. Pigliamo possesso del nuovo consiglio comunale. Benedica a tutti. Grandi eventi. Chi sono un uomo delle indagini della Procura di Palermo che sta facendo venere lo tremolizzo accostante ai palazzi siciliani di Luputire. Durante il 2010 e il 2011, lo manager Fausto Giacchetto pare che faceva di sensale tra la regione e le ditte che organizzano eventi e lo faceva in maniera illegale. Tra gli indagati imprenditori e dirigenti regionali. Secondo quanto scritto sul giornale di Sicilia, pare che Giacchetto metteva pure a disposizione 10 politici siciliani, Cascio, Scoma, Scalia e Formica dello PDL, Lopresti, Currenti e Gentile di Lufrì, D'Agostino e Pistorio dell'MPA, Galiotto dell'UDC, appartamenti in tale centro di Palermo uno si incontravano con femmine di malaffare, ma ancora non c'è prova di corruzione. Nudo Diddi risulta essere indagato e qualcuno non so magari quereli. Intanto l'assessore Armao nominava una commissione di indagine interna alla regione. Una fortissima alluvione si abbattiva alle di notte di sabato 7 di giugno dalla regione di Krasnodar della Russia, vicino al Mare Nero. I morti sono almeno 171. Pare che le soccorse non funzionarono bene e la gente è arrabbiata con le autorità locali. 2 sindaci sappero dimettere. Secondo un documento di Assofin, in tale primo trimestre del 2012, l'erogazione di mutui per la casa calò del 47% e vedemmo che da per lo credito allo consumo scendeva dell'11%. Le banche che pigliarono a prestito della BCE denaro all'1% di interesse non solo non lo vogliono prestare alle ditte, ma manco alle famiglie. Lo giorno 8 di giugno, il movimento di Forcuna iniziava i blocchi in dall'autostrada Salerno-Reggio di Calabria e in tale presidio a Villa San Giovanni, punto importante per il traffico economico e commerciale dell'Italia. Sentiamo che disse lo capo di Forcuna, Mariano Ferro, in questa breve dichiarazione a Stupormondi. Siamo qui a Reggio, a Villa San Giovanni, perché abbiamo voluto dare un messaggio a tutta l'Italia. Da gennaio in poi non ci arrivava nessuna risposta e quindi dobbiamo per forza contestare e ribellarci ad un governo che fra l'altro non ha scelto nessuno di noi italiani, ma che ha scelto un Presidente della Repubblica e che in altri casi, in un caso del genere, si chiama colpo di Stato. Ora vogliamo continuare questa protesta perché assolutamente non abbiamo avuto risposte e vogliamo rimettere in moto le nostre aziende. Ormai il governo l'unica risposta che ci dà è mettiamo le tasse e risolviamo i problemi dell'Italia, ma la soluzione non è solo pagare tasse. Noi siamo ormai tassati dalle tasse, siamo quasi al 70% di tasse reali che paghiamo e non ce la facciamo più. È come cercare di vedere una svolta a tutto questo. Noi l'unica soluzione che vediamo è la guerra a queste istituzioni politiche che ci governano da anni. Diciamo, o qui ci date ascolto e quindi mettiamo in moto un decreto sviluppo che si aspetta da tempo, o qui siamo pronti veramente a fare la guerra. Noi cerchiamo altro, non cerchiamo altro che veramente di mettere in moto la scintilla, perché se deve accadere accada quanto prima, perché non c'è soluzione risorta a questo sistema che da una parte chiede soldi agli italiani e ai siciliani compresi che non meriterebbero un trattamento così, visto che abbiamo un'autonomia regionale che potrebbe permetterci di stare più tranquilli, dall'altra è un pozzo senza fondo dove si cercano di mettere soldi tutti i giorni per poter salvare le finanze di questo paese. Se questa è la soluzione, noi siamo disponibili a fare la guerra. Lunedì, la squadra mobile di Napoli arrestò 45 cristiani in travagliatura dello cimitero, medici legali e dipendenti delle pompe funebri partenopei, da un'operazione contro il racket di Lucara Estinto. Le indagini cominciarono dal 2009 e le accuse sono che i medici avvisavano ai titolari e ai dipendenti delle pompe funebri della morte dei pazienti, per ricevere tangente e convincere i parenti dell'uomo morto a dare un travaglio alla ditta complice. Lunedì 9 di giugno, lo sindaco di Palermo, Leologo Orlando, giurò davanti allo consiglio comunale che si riunì per la prima volta allo Palazzo delle Aquile. Dalla stessa giornata furono eletti il nuovo presidente del consiglio comunale Salvatore Orlando e l'intero ufficio della presidenza. Alla domanda dei giornalisti come si sente, lo sindaco rispondeva Zuaus, che in lingua tedesca significa alla casa. L'11 di giugno è possibile registrare in Italia lo testo dei domini internet, magari le vocali accentate e le lettere particolari delle lingue francese e tedesca.
Benedica a tutti. Tennis. Lo 31enne svizzero Roger Federer vinciu il torneo di Wimbledon. Lo risultato della finale della passata domenica 8 contro Murray fu di 3-1. Per Federer la conquista di suo settimo titolo in talerva inglesi vuol dire avvenire allo primato di Sampras e pigliare sul primo posto in tale classificazione dell'ATP. Formula 1. Mark Webber vinciu il Gran Premio di Silverstone, che si corriu domenica 8. L'australiano della Red Bull superò allo ferrarista Alonso a solo 4 giri dalla conclusione. Terzo Vettel e quarto l'altro pilota della Ferrari, Massa. In tale classificazione Alonso comanda con 129 punti, 13,6 di Webber. Football americano. Sabato 7 si giocò a Varese la finale del campionato italiano di football americano tra i Panthers Parma e l'Elephants Catania. I catanesi fallerono per il secondo anno consecutivo la possibilità di diventare campioni d'Italia, perdendo con il risultato di 61-43. Dal 19 al 23 di giugnetto si tiene la quarta edizione di Lampedusa in Festival, festival dedicato al tema dell'immigrazione e del recupero della storia verbale. Sono previsti incontri, discussioni, concerti, eventi di arte e letteratura e magari un concorso per cucire filmine. Lampedusa si va a ricordare per le sue bellezze, per la sua cultura e non solo per l'immigrazione. Nella città di Naso, dal 20 al 22 di giugnetto si tiene Naskers, Naso Festival Buskers, festival degli artisti di strada. Ogni agnone del centro storico della città si trasforma in un teatro a cielo aperto, dove si esibiscono artisti, stati viventi, equilibristi e musicisti. Questo è tutto questa settimana. Ci vediamo a settembre dopo la pausa estiva. Buona estate, salutiamo!